Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale, è qui con noi per fare un po' insieme il punto della situazione del porto di Trieste, che è anche il primo scalo del nostro paese, punto strategico proprio per il suo essere incuneato nel centro dell'Europa. Partiamo proprio da quelle che sono le prospettive di sviluppo per il traffico intermodale, quelle importanti anche per il futuro e quindi sostenibilità. Benvenuto innanzitutto Presidente. Grazie, benvenuti a voi. Partiamo allora con le prospettive di sviluppo per il porto di Trieste e anche il suo essere un punto strategico proprio per la sua posizione nel centro Europa. Beh, allora intanto sottolineerei, perché ci tengo, Trieste e Monfalcone. Esatto. Ecco, da un po' di tempo abbiamo anche il porto di Monfalcone, lo dico perché le prospettive di sviluppo toccano entrambi i porti e devo dire che guardando i dati degli ultimi mesi, se Trieste viaggia bene, probabilmente Monfalcone viaggia anche meglio, ed è una situazione che mi dà particolare soddisfazione, perché insomma la sfida di arrivare a Monfalcone, di portare un modello di sviluppo diverso da come era stato gestito precedentemente e quant'altro, è qualcosa che in qualche modo poteva anche creare qualche problema, diciamo, alla nostra gestione. Invece devo dire che i dati sono buoni su Trieste e anche su Monfalcone, sia dal punto di vista dell'analisi statistica dei flussi, quindi come traffico di merci e traffico intermodale di cui si parlava nella domanda sua, ma anche dall'altra parte quella cosa che a me piace molto, che è il tema dell'occupazione. Abbiamo dati veramente importanti dal punto di vista della crescita della domanda occupazionale, sia dal punto di vista dei terminalisti che dal punto di vista, diciamo, dell'Agenzia del Lavoro Portuale, quindi il cosiddetto articolo 17, sia su Trieste che su Monfalcone. Quindi, come ho già dichiarato a qualcun altro, noi oggi abbiamo problemi di domanda di lavoro, nel senso che abbiamo bisogno, cioè problemi di offerta di lavoro, perché la domanda è molto alta. Quindi questa è una cosa su cui stiamo lavorando. Il tema vero è sempre capire se la domanda poi è una domanda strutturale o meno, quindi prima di andare a strutturare un'offerta bisogna capire questo, però diciamo che il dato di traffico cresce, ma la cosa che dà più soddisfazione, che poi è quella su cui noi cerchiamo sempre di lavorare, è proprio quella della crescita dell'occupazione. Siamo su dati, tanto per dare qualche numero, sull'occupazione sul porto di Trieste come chiamate dell'articolo 17, un più 51% in questi primi 8 mesi, e anche Monfalcone si viaggia sul 40-45% di crescita di domanda dell'articolo 17, e questo, ecco, mi permetto di dire la cosa che mi dà più soddisfazione. Beh, è una risorsa importante anche per l'economia del territorio, sì, di tutta la regione, direi. Abbiamo parlato del lavoro, parliamo anche di un altro aspetto importantissimo per lo sviluppo futuro, quello della sostenibilità, anche in relazione appunto al piano nazionale di ripresa e resilienza. Diciamo che quella è una sfida importante, perché il tema è avere un sistema che cresce, il problema e comunque la sfida è che il sistema cresce e crea probabilmente anche qualche problema al territorio che ospita il nostro sistema. Su questa cosa noi cerchiamo sempre di essere, diciamo, anticipatori rispetto ai problemi che questa crescita può creare. Allora, lì abbiamo circa 425 milioni che arrivano, diciamo, dal PNRR, anzi per essere più precisi dal fondo complementare, cioè la componente italiana di cofinanziamento del PNRR, che viene dato da quello che era il vecchio Ministero dei Trasporti e che oggi è il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, che è il nostro Ministero di riferimento. Poi però c'è quella componente, appunto, denominata Green Ports, che arriva dal MITE, cioè dal Ministero di Transizione Ecologica, l'ex Ministero dell'Ambiente. Quindi noi stiamo lavorando con i fondi, diciamo, MIMS, sulla componente infrastrutturale per potenziare la infrastruttura ferroviaria di tutto il sistema, appunto, del porto di Trieste. Stiamo lavorando sempre con questi fondi per l'elettrificazione delle banchine e quindi permettere poi alle navi di poter spegnere i motori in porto, perché una cosa che va detta, noi da circa 3 anni stiamo facendo la carbon footprint, quindi l'analisi della carbon footprint dei 2 porti, sia di Trieste che di Monfalcone, e quindi sappiamo quali sono poi gli elementi che determinano, diciamo, l'impatto forte di inquinamento da parte del porto. Uno di questi, anzi quello più importante, è la presenza di navi in porto, quindi le navi hanno i motori accesi, le navi creano problemi, ed è chiaro che di fronte ai numeri che dicevo prima di crescita del traffico, non cresce solo il traffico, non cresce solo l'occupazione, ma cresce anche l'impatto ambientale del porto. Quindi l'elettrificazione è la componente fondamentale per andare a eliminare questo problema.
Il problema è che elettrificare banchine significa anche però avere la capacità energetica per rifornire l'energia alle navi che spengono i motori. E tanto per dare qualche numero, prima si parlava di merci, ma voi avete sicuramente visto qual è stata la crescita delle crociere sul porto di Trieste e di Monfalcone di queste settimane. Una nave da crociera consuma 1/6 dell'energia della città di Trieste. Quindi se noi dovessimo pensare oggi di far spegnere i motori alle navi, non abbiamo, però avessimo già le banchine elettrificate, la domanda di energia sarebbe veramente pesante. Quindi noi dobbiamo da una parte non solamente utilizzare questi fondi per elettrificare le banchine, ma dall'altra ci stiamo strutturando, diciamo in maniera parallela agli interventi del PNRR, per avere la capacità energetica potenzialmente green, quindi comunque energia prodotta in maniera sostenibile, quindi non carbon, per andare a chiudere, diciamo, il cerchio di questo mondo, diciamo, sostenibile di cui stiamo parlando. Non sono processi chiaramente che si costruiscono dall'oggi al domani, quindi c'è un tema di elettrificazione, abbiamo i soldi per poterlo fare, sono circa 50 milioni tra Trieste e Monfalcone, perché anche Monfalcone verrà elettrificata, abbiamo un problema di energia, nel senso che ci sono parti del sistema che hanno una capacità energetica in grado di sostenere questo aumento di domanda, alcune altre no. E quindi stiamo dialogando già da 1 anno e mezzo, 2 anni, con tutti i soggetti da Terna e quant'altro, per andare ad avere quella capacità energetica in grado di rispondere a questo picco di domanda. Dall'altra parte però c'è un tema, devo dire, importante, veramente importante, che è una visione del porto diversa da quella di cui stiamo parlando. Cioè il porto non solo come consumatore di energia, ma il porto anche come produttore di energia, chiaramente green. E quindi qui si innestano tutta una serie di ragionamenti, anche questi che stiamo cercando di fare con una serie di soggetti, per andare a utilizzare il porto nella sua visione più ampia, quindi non solamente ciò che sta per esempio a terra, ma anche le componenti a mare, addirittura offshore, quindi fuori dal porto stesso, come sta succedendo in tanti altri sistemi portuali, per andare a capire se noi attraverso tutta una serie di metodi che vanno dall'eolico al fotovoltaico e quant'altro riusciamo a diventare anche un hub produttore di energia, che a quel punto chiuderebbe il cerchio, diciamo, di quella domanda di cui stavo parlando prima. Quindi la sostenibilità noi la stiamo declinando da una parte usando sempre di più la ferrovia, penso che abbiamo probabilmente il record mondiale di utilizzo della ferrovia perché siamo già oltre gli obiettivi che Bruxelles si è data al 2050. Noi li abbiamo già ottenuti nel 2020, l'anno scorso, e quindi già abbiamo più del 50% delle merci che si muovono via ferrovia in porto, che torno a dire è l'obiettivo che Bruxelles si è data per il 2050, quindi già siamo in qualche modo avanti di 30 anni rispetto a questi obiettivi. Dall'altra parte però c'è tutto questo tema di altre emissioni, che non sono quelle appunto che abbiamo trasferito sui treni, che devono essere dei camion, ma sono quelle delle navi. Su quelle delle navi è chiaro che però ci siamo dati un orizzonte che poi è quello del Recovery Fund, quindi il Recovery prevede al 2026 che le opere devono essere costruite ed è chiaro che per noi quello diventa un traguardo non solo di costruzione dell'infrastruttura, ma di una visione di economia circolare applicata al porto, che permette quindi a quel punto una crescita, ma chiaramente molto più sostenibile di quella che abbiamo oggi. Abbiamo parlato di sostenibilità, parliamo anche di digitalizzazione, un altro aspetto importante per il futuro. Sì, e anche per il presente, nel senso che noi oggi abbiamo un sistema tecnologico di gestione del porto che già permette il 100% della gestione di tutte le informazioni che viaggiano nel porto di Trieste e stiamo trasferendo anche a Monfalcone questi sistemi. Il nostro cosiddetto Port Community System, torno a dire, oggi gestisce il 100% delle informazioni che viaggiano in porto. E io dico sempre che questa componente tecnologica ci ha permesso di essere anche più sostenibili, lo dico perché mi rilaccio al tema precedente. Voi sapete che i camion turchi, o forse non si sa, i camion turchi che devono arrivare al porto di Trieste per essere imbarcati sui traghetti, in passato i camion arrivavano e chiaramente entravano in porto, in molti casi chiaramente all'arrivo del traghetto c'è la coda, e la coda sapete meglio di me che genera chiaramente un impatto ambientale, anche perché i camion fermi inquinano molto di più dei camion che vanno. Cosa abbiamo fatto grazie alla tecnologia? Noi abbiamo reso digitale l'interporto di Fernetti, i camion turchi oggi non vengono al porto, i camion turchi vanno a Fernetti, vengono riconosciuti automaticamente, le targhe vengono tutte riconosciute e finiscono nel sistema centralizzato che è appunto quello del nostro Port Community System. A quel punto il terminalista vede i camion che sono già arrivati e a seconda della disponibilità di aree libere di parcheggi in porto e di
code al varco, chiama attraverso il nostro sistema tecnologico i camion che sono a fernetti. Questo, torno a dire, ci ha permesso da una parte di essere tecnologici, ma dall'altra anche di essere sostenibili, perché voi, non so se avete notato, ma da qualche anno code ai varchi del porto di Trieste non ce ne sono più. E questo è dovuto proprio al fatto che abbiamo costruito un sistema basato anche sugli interporti e su altre aree che abbiamo creato fuori dal porto, che ci permettono di eliminare le code attraverso la tecnologia. Quindi la tecnologia c'è, sulla tecnologia continuiamo ad investire, ma la tecnologia ci ha anche permesso di essere più sostenibili. Quindi abbiamo già tracciato alcuni di quelli che potrebbero essere gli elementi del porto di domani. Come sarà questo porto del futuro? Se dovessimo fare un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto e quali sono gli obiettivi a cui si ambisce. Io dico sempre che il porto di domani sarà sempre meno porto. Ecco, io dico no, che il futuro del porto non è il porto, ed è chiaro che questo, non lo dico sì, è uno slogan, ma non lo dico per essere un po' così troppo sintetico, è il tema vero di quello che stiamo cercando di fare. C'è anche nel ragionamento che dicevo prima di trasformazione del porto da hub trasportistico ad hub energetico. È chiaro che si sta cambiando la faccia del porto, e quindi questo significa che anche l'unità di misura che io spesso sento, no? Magari facciamo più o meno contenitori, Capodistria, Venezia, Fiume, insomma, non è quella l'unità di misura con cui noi valutiamo quella che è la crescita o lo scenario futuro del nostro porto, perché quell'unità di misura fa riferimento a una visione del porto che non è quella su cui noi ci stiamo strutturando. È chiaro che quella rimane, è chiaro che rimane, però mi permetto di dire che forse la vera unità di misura sono i numeri di occupati, che è un po' il numero che dicevo prima, perché a seconda che noi andiamo in qualche modo a declinare in maniera diversa lo sviluppo portuale, verso la logistica, verso l'industria, e questa è una cosa che stiamo facendo con la zona industriale, con gli interporti, col Porto Franco e quant'altro, dall'altra parte stiamo anche creando i presupposti per una visione di porto totalmente diversa come hub energetico, e ne aggiungo un'altra come hub tecnologico digitale, che è quello di cui parlavamo prima. Ed è chiaro che l'unità di misura per capire se questi sono progetti di successo o meno non è la tonnellata, non è il container, è qualcos'altro. Quindi quel porto rimane, quel porto diventa sempre più competitivo, ma noi stiamo creando i presupposti per creare altre modalità di sviluppo del porto, tra l'altro sfruttando una risorsa che Trieste ha, molto più dei nostri competitor, che è appunto la presenza di ricercatori, di innovazione, di tecnologia, centri di ricerca e quant'altro. Questa è una risorsa che ci permetterà di essere più competitivi degli altri nella nostra visione diversa di sviluppo portuale. Ecco, quindi lo scenario è che il porto sarà sempre meno porto, sarà qualcosa di diverso, pur essendo un luogo sul mare e quant'altro, e quindi l'unità di misura sarà sempre meno trasportistica, ma sarà di qualche altro tipo che in qualche modo stiamo costruendo proprio in questi anni. Costruirà sicuramente anche un legame più stretto con la città e con il territorio, diventando sempre di più una risorsa importante negli anni. Diciamo che è quasi l'opposto, nel senso, noi pensiamo che la città sia una risorsa del porto, quindi non solo che il porto è una risorsa della città, ma la città è una risorsa del porto, e questo cambiamento, devo dire, di visione è un po' collegato all'ultima cosa che ho detto. Non sia, almeno per quanto mi riguarda, è quasi vergognoso vedere quanto poco si è approfittato della capacità di sviluppo, di innovazione e tecnologia che queste colline, insomma, bene o male sono le colline che esprimono, no, questa capacità di ricerca, queste colline non sono mai scese verso il mare. Ecco, noi cerchiamo di creare una nuova visione di porto in cui mare e collina vanno d'accordo, e da questo punto di vista quindi la città diventa una risorsa per il porto e non solo il porto per la città. Certo, un rapporto reciproco, sì. E tra l'altro proprio la Blue Economy, e anche questi saranno alcuni dei temi che ha toccato il Barcolana Sea Summit, una bella occasione proprio di parlare del mare da tutti i punti di vista, ma anche dal punto di vista di risorsa economica. Esatto, anche se devo dire la verità, io non amo molto il termine Blue Economy, perché non mi piace che quando si parla di blu si debba per forza parlare di economia. Ecco, quindi Blue Growth mi piace di più. Sì, è vero, più una crescita blu. Sì. Io ringrazio davvero Zeno D'Agostino di essere stato con noi e per questa chiacchierata insieme, godiamoci la Barcolana e anche il potenziale di questo mare. Grazie a voi, e viva la Barcolana.